Sabato 5 novembre a San Donà di Piave è stato presentato il progetto Guarire si può, basta arrivare in tempo, una campagna di sensibilizzazione per la diagnosi precoce del melanoma. C'eravamo anche noi. Oggi parliamo di salute e di prevenzione del melanoma. Siamo qui con il professor Rossi dello IOV di Padova. Una giornata appunto dedicata al melanoma. Vuole spiegarci innanzitutto cos'è? Ma il melanoma è un tumore della pelle, probabilmente è un tumore abbastanza diffuso oggi, per cui tutti hanno sentito un pochino parlare di melanoma. È un tumore che nasce dai melanociti. I melanociti sono le cellule che normalmente ci proteggono dal sole, quelli che producono la melanina, e che a un certo punto per qualche motivo impazziscono. Generalmente il motivo è legato proprio a una cattiva esposizione al sole, a una non razionale esposizione al sole. È molto importante, oltre alla prevenzione, anche la diagnosi precoce, quindi farsi controllare dal proprio medico o dal dermatologo di fiducia. Questo sì, è molto importante, non esitare e non banalizzare il problema, perché poi purtroppo, come dice lo slogan di questa bellissima iniziativa, bisogna arrivare in tempo, perché poi altrimenti questa è una patologia particolarmente aggressiva e di difficile risoluzione, insomma. Parliamo dell'incidenza del melanoma nella nostra ASL, lei che è a diretto contatto, il nostro anatomopatologo. Le posso dire che rispetto ai dati nazionali di incidenza siamo ampiamente superiori alla media nazionale. Vuole parlarci, come ha spiegato prima, anche di quelli che sono i livelli del melanoma, come rapportarci? Ci sono vari strati dell'epidermide e del derma in rapporto all'evoluzione, alla discesa in profondità delle cellule, peggiora la prognosi e la sopravvivenza. Onorevole, oggi parliamo di sanità, lei è presidente anche della Feder Sanità, un problema importante è quello della salute e della prevenzione. Beh, assolutamente sì, la prevenzione in assoluto, quindi serate come queste non possono che trovare l'appoggio, la solidarietà e l'invito e la spinta di Federsanità, alla quale appunto ho chiesto il patrocinio proprio per attivarsi in questa bella serata, e sono serate proprio per parlare di prevenzione su una difficoltà appunto che è quella delle malattie cosiddette non trasmissibili, che investe oltre il 65% delle morti nella sua totalità, metà delle quali sotto i 70 anni, per cui credo che lo stile di vita, l'ambiente, la vitalità e anche quindi l'aspetto amministrativo che rivestono poi i sindaci e gli amministratori locali in questo senso di prevenzione sia importante e possa dare il proprio contributo. Se grazie a questo lavoro si salverà anche una sola vita, evidentemente saremo tutti un po' più ricchi. Grazie e buonasera.